Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi, bentornati su Elite Dangerous Horizon Beyond, beta, quarto capitolo della nuova release del gioco. Siamo di nuovo sul pezzo. Allora, un paio di info iniziali. E purtroppo devo utilizzare non la connessione quella potente, oggi devo utilizzare una connessione schifo perché, visti i problemi dell'altra volta, ho fatto un po' di test di connettività, quindi ho notato che utilizzando la connessione che uso per fare i live, i server di Frontier non mi fanno accedere, quindi ho fatto un po' di ricerche e ho notato delle cose brutte, cioè ci sono dei problemi con i server per cui in alcuni casi, con alcuni tipi di connessioni, i server non ti fanno entrare. Quindi se vi dovesse succedere, fate un controllo di rete, andate sui forum, ditegli parole. E questa cosa ovviamente mi ha costretto ad utilizzare l'altra mia connessione che ho qui a casa, e connessione non estremamente performante, per cui ho dovuto scalare un attimo in basso, quindi sto streamando a 720 non più in 1080. Vi chiedo scusa, il bitrate è abbastanza basso, quindi sì, così un po' un problema. Saluto subito Mattia Brunello, sì, sei il primo a collegarti all'interno di questa live, e come sempre, se notate delle problematiche relative allo stream, fatemi sapere. Oggi purtroppo potrebbe essercene qualcuna, vista appunto la connettività che sto usando. Mi dispiace davvero tantissimo questa cosa, perché avrei voluto fare uno stream fatto anche bene, quindi a bello a 1080 con una buona stabilità, però purtroppo diciamo l'hardware e la connettività non mi consentono di fare questa cosa qui. Continuerò la mia lotta per riuscire ad avere una connettività decente, speriamo. Allora, per rispondere anche al Professor Gaming che si collega ora insieme a Capitano End, dovremmo esserci. Quindi andiamo subito a iniziare a vedere questa nuova beta. Andiamo in solo play, perché andiamo un attimo in solo play. Vi dico, sono riuscito a collegarmi prima per fare appunto dei test con la rete. Come dicevo, la connettività 4G non funziona, cioè era colpa di quella. Non riuscivo appunto ad utilizzarla per collegarmi ai server di Frontier, quindi quello è diciamo stato un po' il problema principale. Adesso sto utilizzando la connessione di base, quindi quella cablata, e non dovrei avere ulteriori problemi, anche se vedo dei tempi di caricamento che non mi piacciono più di tanto, però fino ad un attimo fa ero assolutamente collegato senza nessun problema, però sappiamo che invece no. Eccoci qua. Eccoci qua, fortunatamente siamo riusciti a collegarci, quindi le mie supposizioni nel video precedente riguardo ai server subissati di richieste dovute alla beta erano assolutamente false, è proprio un problema di tipologia di connessione, quindi eccoci qui. E come sempre, purtroppo questa volta la qualità video non sarà di quelle eccelse, purtroppo è così. Allora, visto che ci siamo, andiamo subito a vedere cosa cambia all'interno di Elite nella versione 3.3. Sappiate che è una beta, quindi alcuni dettagli potranno cambiare nella versione di release. Quindi, esattamente, evviva, finalmente siamo dentro. Allora, prima cosa che andiamo a vedere, vediamo subito dei messaggi nella chat, in cui è il weekly power bonus, your power needs help e power play cycle imminent. Quindi, vabbè, delle notifiche relative al power play che stavamo seguendo in precedenza, quindi fin qui nulla di nuovo. Partiamo dalla prima schermata, dalla navigation. Andiamo a vederla, così ad occhio non sembra cambiato tantissimo. Abbiamo sempre tutti i nostri bei sistemi qui in lista in base alla distanza. I filtri non sono assolutamente cambiati, qui è tutto come prima. Nelle transaction qui invece vediamo subito delle modifiche al pannello delle transaction, quindi hanno categorizzato un po' di più diciamo tutta la parte di messaggi relativi a missioni, quindi qui le abbiamo tutte, quindi poi filtri per missione, passeggeri, claim che possono essere appunto come vedete intelligence o altri dati che recuperate, multe multe e bounty. Mamma mia, non mi viene la parola in italiano. Comunque,
abbiamo capito. Nei contact, tanto quanto prima, anche qui non vediamo grossissime modifiche, quindi qui cambia davvero davvero poco. Cambia la modalità invece con cui docchiamo, quindi dobbiamo più cliccare 2 volte, dobbiamo selezionare, spostarci, cioè proprio dei piccoli piccoli dettagli. E qui è quanto. 2 l'abbiamo già vista, la tab delle comunicazioni. 3 andiamo sul controllo della nave, fighters e altre cose. E anche qui non c'è granché, forse qualcosa qui sul multiclue, in quanto avremo poi le missioni, quelle, scusate, tutta la modalità con i gruppi poi proprio di gioco all'interno del gioco, quindi un mini sistema di fazioni che hanno integrato all'interno di Elite. E quarto tab invece qui cambia tutto, cambiano moltissime cose e come vediamo anche subito da qui praticamente la schermata qui a sinistra, sì, che ci dà i ranking, più o meno resta quella, invece qui cambia tutto. Hanno spostato i bottoni da sotto a sopra, quindi possiamo accedere più velocemente alla gestione degli squadroni, al Codex, Galactic Powers, agli Engineers, mentre prima avevamo 4 bottoncini qui piccoli piccoli. Qui abbiamo il play per tutte le Gal News, quindi andiamo ad ascoltare un attimo. No, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Ok, invece qua eccoci qua, andiamo sulla Galnet News, come vediamo, solite news all'interno del gioco, in quello che sta succedendo all'interno del mondo, qui anche qui non granché di differenze. Andiamo alla prossima tab dei moduli, anche qui parecchio invariata, e andiamo sui Fire Group, anche qui più o meno rimaniamo sempre sulla stessa falsariga di prima, e invece qui andiamo sulla ship. Come vedete qui c'è un cambio completo e totale di tutta l'interfaccia di gestione della nave. Abbiamo le funzioni, le referenze del pilota, quindi qui tutto quello che era prima in un'unica schermata che dovevamo scorrere avanti e indietro l'hanno suddivisa in 3 schermate, quindi qui vediamo un attimo i dati della nave e sinceramente non sono male, sono belli tosti. E non ho sbloccato l'FSD boost su questa nave perché mi hanno fatto un rollback quando sono entrato nel sistema, nella beta, perché nella beta è settata a qualche giorno fa. Allora, qui il pulsante di self-destruct e vabbè, inventario, anche qui tutte le cose un po' più in grande, un po' più visibili, quindi delle belle modifiche e molto, insomma, modifiche molto comode. La fase di sintesi, qui abbiamo tutto quello che ci serve, vediamo cosa hanno aggiunto qualcosa, abbiamo i limpet. Subsurface Displacement Munitions, cosa gli serve? Nickel, Carbon, no modules available. Ok, vabbè, adesso scopriremo un attimo un po' di cose. Poi, status dei sistemi, ecco qui, come vedete la reputazione multipla inserita all'interno del sistema per tutte le fazioni, quindi un sacco di dati aggiuntivi, queste fanno parte del background simulation, la gestione della nostra reputazione, del power play, delle sottofazioni, delle potenze, eccetera eccetera, il session log, quindi tutto quello che abbiamo fatto in precedenza, le nostre finanze e tutti i vari permit che abbiamo ottenuto durante la partita. Quindi hanno, diciamo, sistemato, categorizzato e reso un po' più visibile e un po' di cose, e hanno aggiunto un po' di cose belle. Allora, qui andiamo a inserire le nostre Galnet News. Non pensate che sia un lettore MP3 questa cosa, non sia mai che possiamo ascoltarci un po' di musica o delle radio online o quello che sia, e siamo nel 2018, cosa pretendete? Insomma, che mettiamo anche delle feature un po' di questo tipo qui? Non esiste. Potevamo farlo nel vecchio GTA 3 appena uscito tipo 20 anni fa, ma oggi no. Quindi sappiate che qui vi ascoltate solo le Galnet News. Abbiamo qua la lista dei media e dopo non so però se potremo aggiungere altre cose all'interno delle nostre playlist di gioco. Tornando a Nobis, queste sono, diciamo, le modifiche più lampanti, quello che vediamo subito all'interno della beta. Cosa voglio trattare oggi? Oggi velocemente andremo a vedere cosa cambia per la parte di esplorazione. Il mining e tutta la parte nuova relativa al mining lo vedremo tra qualche giorno. Per il momento andiamo solo a vedere cosa cambia qui dentro nella parte, come dicevo appunto, esplorativa. Prima di partire però voglio andare a vedere un attimo due cose
cose all'interno dei moduli, quindi andiamo nell'outfitting. Beh, visto che ci siamo, andiamo subito a vedere un'altra cosa, tipo Commodities Market. Sempre tempo che carica, eccolo qui, parecchio invariato, vediamo se vogliamo per esempio comprare dell'idrogeno eccetera eccetera, come vedete qui siamo tutto quanto come prima. Ok, mission board, andiamo a vedere un attimo le missioni, quindi adesso sto andando a vedere proprio scartabellare se e cosa è cambiato all'interno dell'interfaccia di gioco. Una piccola overview così un po' per tutti. Dai, dai, muoviti, dai, ce la puoi fare, dai, ce la puoi fare. Attendiamo la lista delle missioni. Ok, anche qui non vedo grossi cambiamenti, sempre l'enorme tempo di accesso, di recupero dati. Allora, vediamo già delle colorazioni leggermente differenti, tutti i dati aggiuntivi che ci danno qui in relazione allo stato economico, lo stato di sicurezza, all'influenza all'interno del sistema, eccetera, eccetera, per quanto riguarda la fazione che ci sta dando le varie missioni. Grazie capitano, ho farmato parecchi soldi sfruttando un po' di cose delle versioni precedenti di Elite, quindi sì, sono stato un po' fortunato, però vi dico avrei potuto fare di più. Sfruttando meglio quello che era Elite una volta, adesso potrei essere già anche oltre i 7 miliardi di cucuzze, perché mi sono trattenuto io dall'utilizzare un po' di glitch del gioco in precedenza, perché ho detto no, meglio non esagerare. E anche questo è un argomento molto scottante perché tutti i nuovi giocatori faranno un'enorme fatica. Comunque, tornando a noi, nel caso andate a farvi le missioni per Ramtha, 100 milioni di cucuzze a botta, andate là e vi riuscite a recuperare un gran bel po' di soldini. Comunque, chiusa la parentesi, andiamo a vedere le varie missioni che abbiamo qui. Come vedete abbiamo sempre le missioni multicrew, le missioni di trasporto, eccetera, eccetera. Eccole qua, 350 unit of gold, pagata 2 milioni e mezzo, e non è male perché, insomma, con un'anaconda riuscite a farla anche velocemente. 2700, queste invece 2790 unità invece sono già più difficili. Comunque non vedo grossi cambiamenti dal punto di vista delle missioni. Andiamo a vedere i passeggeri. Ok, beh, 250 milioni non sono un quarto, no, beh, sono più di 250 milioni, dai. Un quarto su 2 miliardi e mezzo, 6, sì, beh, dai, sei messo bene, dai. Non è male, non è male. Basta che ci metti sotto un po' di buona volontà e dopo sali. Di certo riuscire a fare le miliardate oggi come oggi effettivamente è già molto molto più difficile, a meno che appunto non sfruttate dei piccoli accorgimenti col multicrew o similari. Comunque, tornando a noi, ecco qui. Non vedo modifiche sulla parte dei passeggeri, quindi anche qui tutto invariato. Notavo una cosa sull'esplorazione, quindi sappiate e preparatevi a fare questa cosa. Contacts, andiamo a vedere, Authority Contact, qui hanno cambiato un pochettino, hanno messo un po' di faccine e varie cose, quindi se andiamo a vedere l'Authority Contact, ecco qui. Prima ce l'avevamo qui, adesso ce l'abbiamo qui, insomma non cambia granché. Power Contact, eccolo qua. Adesso dovremmo darci il nostro bel salario di 5.000 crediti, abbiamo praticamente i meriti a zero, quindi evviva. Eccolo qui. Ah sì, belli gli Advanced Plasma Accelerator, davvero davvero una gran bella arma. Sì, dacci una bella ingegnerizzata a quei moduli, mettigli gli slag o come cavolo si chiama e vedrai che ti divertirai un sacchissimo. Comunque, concludendo questa parte qui, andiamo... No, scusate, ho sbagliato, non dovevo andare nello shipyard anche perché qua non cambia niente. Allora, usciamo, torniamo velocemente all'outfitting della nave perché voglio andare a vedere una cosa relativa ai moduli, perché siccome hanno cambiato la parte di modifica, gestione e scansione planetaria, voglio vedere se sugli optional internal hanno fatto qualcosa di nuovo. Quindi andiamo sul cargo rack 5 e andiamo a fare un bel browse shop e vediamo cosa è cambiato e cosa hanno inserito di nuovo. Allora, Hatchbreaker, Prospecting Limit, quindi se dobbiamo fare mining qui siamo sempre punto e a capo. Surface Scanner, andiamo a vedere sugli Surface Scanner. Il Detail Surface Scanner, ok, eccolo qui. Anche qui è rimasto quello. Gli Stellar Body Scanner noi abbiamo installato
l'Advanced Discovery Scanner, quindi qui non mi serve niente. Qui, a parte che vabbè, in questo sistema c'è questo, poi ovviamente sapete meglio di me che ogni sistema ha i suoi cosi, quindi anche qui non vedo nulla di nuovo. Quello che mi faceva preoccupare, per cui sono andato a verificare qui, è appunto prima controllando nella parte di sintesi della nave, che vedevo queste cose qua, tipo le Seismic Charge Munitions, e eccole qui, che serviranno per far esplodere le cose, e mi dicono no modules available, e questi qui dovrebbero essere installabili e gestibili con un limpet controller o con un altro modulo simile, o magari con il refinery o qualcosa del genere. Devo informarmi un attimo meglio, per questo vi dicevo che non curerò la parte di mining in questa live. Allora, andiamo a vedere un'altra cosa che invece volevo vedere, Shock Munition, Large Caliber, eccole qua. Subsurface Displacement Munition, anche queste penso che servano un attimo per la parte di mining, quindi a questo punto non ci interessa, andiamo al lancio, ma prima di andare al lancio andiamo a selezionare il sistema dove andremo a finire. Cambiamo un attimo i filtri della mappa, andiamo qui sulla parte realistic, nella mappa qui abbiamo tutta la nostra solita serie di cose. Notavo una cosa, non so se c'era anche prima, ma nella tab Services potete anche qui fare un po' di filtro dei sistemi per quanto riguarda i material trader e i tech broker, quindi ho notato questa cosa che in precedenza non avevo notato, mea culpa. Comunque andiamo a mettere il known, perché voglio abilitare tutti i settori. Prendo il settore di call 285 sector tit, che bello sector tit, ci piace, ok. Non ho dati di esplorazione e questa cosa va bene, non ci sono system data e non posso neanche comprarli, quindi meglio di tutto andiamo a fare un bel jump all'interno di questo sistema. Il sistema vicino mi servirà solo un jump e quindi possiamo accedere lì, perché andremo a vedere cosa è cambiato nella fase di esplorazione. Allora, iniziamo a partire, iniziamo il nostro viaggio verso questo sistema dove faremo il test delle nuove modalità di esplorazione. Ci stacchiamo dal landing pad, ci allineiamo con l'uscita, vediamo che non ci siano navi qui intorno, ok, non ce ne sono, ok. Ok, grazie Mattia per la grazie Matteo per la conferma, che in teoria c'era già, infatti dicevo che non mi ricordavo se c'era o non c'era. Quindi appunto mea culpa di non aver mai trattato quella parte lì, e quel filtro utilissimo e comodissimo soprattutto negli episodi dedicati al ritorno ai Guardian e ai tech broker, che sono andato a cercarli su EDDB eccetera eccetera, però effettivamente qualche filtro c'è ed esiste all'interno del gioco. Allora, mentre ci avviciniamo al settore di call 285, lanciamoci per andare a fare il jump. Come vedete hanno aggiunto qualche dato tipo Inner Orion SPUR, quindi non so, sarà qualche dato, non lo so sinceramente, poi magari bisognerebbe controllare chi controlla il sistema e qual è la fazione principale e altre cose. Comunque chiedo scusa un attimo, vado a cercare di no, niente, non importa, cercherò di tenere botta con questo naso che mi sta dando un po' di fastidio. Non ho un fazzoletto sotto mano, dovrei abbandonare tutto e non voglio fare questa cosa. Allora, solite operazioni che si facevano quando si entrava in un sistema completamente sconosciuto era eventualmente cercare di tracciare la stella, ma come vedete non riusciamo a tracciarla assolutamente. Sto cliccando come se non ci fosse un domani il tasto, ma non riesco a fare assolutamente nulla, al che cerco di scansionare col Discovery Scanner già configurato, ma non riesco a farlo. Perché? Perché sappiate che adesso, con tutte le nuove modalità fondamentalmente fatte per l'esplorazione, dovete fare assolutamente questa cosa. Preparatevi a investire un po' di tempo a configurare i dati per l'FSSSSS, per il Full Spectrum System Scanner. Ok, io qui mi sono sistemato un po' i dati prima, ok, e dopo andate a sistemarli come più vi pare. Mi sono bindati su dei tasti che avevo disponibili, e questa cosa mi serve perché? Mi serve per fare questo. Allora, in primis bisogna, come dicevo,
Eccolo qua. Non ritrovo più il tasto. Allora, in primis bisogna attivare, premendo l'opportuno tasto, il sistema di analisi. A questo punto, e solo a questo punto, potremo usare il Discovery Scanner. Il Discovery Scanner è la prima tappa per andare a fare la scansione del sistema. Ok, eccolo qui. Come vedete, la scansione della stella non sta partendo, cosa che a differenza succedeva prima con il Surface Scanner. A questo punto non mi resta altro da fare che, allora, orientare la nave in modo che sia, ok, puntata circa sul sistema, sul piano galattico, chiamiamolo così. Premere un altro tasto che abilita l'FSS Scanner, ok, il Full Spectrum Scanner, che ci dice che ci sono due stellar bodies. Allora, uno ce l'abbiamo qui, uno lo vediamo qui. Andiamo a regolare il nostro scanner ruotando l'opportuno switch, mouse o quello che sia. Nel momento in cui l'abbiamo identificato, centrato e in cui abbiamo praticamente piantato bene il nostro mirino all'interno del reticolo, come vedete, eccolo qui, ben mirato al centro. Ok, dovrò invertire questo comando perché mi sta al contrario. Non ci resta altro da fare che premere il tasto di zoom. E qui abbiamo trovato una High Grade Emission Detected, quindi eccolo qui il primo segnale che andiamo a trovare. Altro segnale che andiamo ad identificare è questo. Se non abbiamo configurato lo scanner, il filter spectral bla 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 nell'opportuna posizione, lo zoom non potremmo farlo. Eccolo qui, andiamo a trovare un'altra High Grade Emission, andiamo a vedere invece cosa c'è qui. Un'altra High Grade Emission, ok, come vedete, ok, eccolo qui, un'altra Degraded Emission. Quindi se dobbiamo andare a scoprire tutti i segnali che ci sono all'interno di un sistema, questa è la cosa che dobbiamo fare. Ecco qui invece andiamo a mirare l'altro pianeta, ok, eccolo qui, e abbiamo scoperto 2 su 2 sistemi, elementi, 2 su 2 bodies vengono chiamati, corpi celesti, eccolo qui, non mi veniva il termine. A questo punto per uscire dovremo premere un altro tasto, perché non bastava mettere un unico tasto per la scansione, cioè per entrare o uscire da questa modalità qui, no, ne serviranno, sappiate, ne serviranno ben 2, quindi preparatevi a questa cosa. A questo punto, come vedete, abbiamo scansionato tutto quello che abbiamo all'interno del nostro sistema e dovremmo riuscire invece a scansionare a livello di Surface Scanner la nostra stella o cosa. Il problema che cos'è? Che a questo punto come si fa? Allora, sinceramente prima ho provato a darci un occhio e non ho capito molto bene come poter fare questa cosa, però vedo un Short Range Composition Scanner che andiamo a selezionare in questo caso qui e andiamo a vedere cosa fa. Ok, non lo vedo nel gruppo di fuoco. Wake Scanner, riproviamo a fare la nostra scansione, perché in teoria dovrei riuscire eccolo qui, dovrei riuscire a fare qualcosa. Non vedo niente. Allora, Short Range Composition Scanner non mi sta dando assolutamente niente. Bene, allora andiamo a farci le ossa su questa cosa all'interno di un altro sistema qui vicino. Proviamo a vedere questo Col 285, vediamo, speriamo che ci sia qualcosa di più. Andiamo a selezionarlo, facciamo anche una root e andiamo a spostarci, quindi motori a tutta potenza, selezioniamo il prossimo sistema e andiamo a fare e a vedere un attimo cosa succede. Allora, giusto per rispondere al capitano End, sì, è una cosa che non... piano piano piano, mamma mia, a momenti mi brucio la nave. Comunque, dicevo, sì, sono
100% d'accordo con te, era una cosa che volevo affrontare un po' dopo, però intanto che ci spostiamo, io sono sinceramente basito. Non riesco a comprendere come Frontier vada a perdere maree di tempo, di sviluppo, investendole su questi dettagli futili, ok, invece di investirli su una creazione di un auction, della possibilità di collaborazione tra i giocatori, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, allora, da un certo punto di vista è carino, è stata bella l'idea di sistemare, diciamo, la parte di esplorazione perché è bella la nuova Parties, perché dare qualcosina in più, ma d'altro canto sono procedure meccaniche ripetitive che secondo me dopo che le avete fatte 3-4 volte cominciano a diventare veramente veramente fastidiose. Quindi eccolo qui, andiamo a ripetere sempre le solite operazioni. Eccolo qui, pum, High grade emission detected, quindi come vedete anche qui già sarà una rogna secondo me scansionare tutti i pianeti. Figuriamoci, ok, i belt cluster come vedete, figuriamoci nel momento in cui dovremo andare a scansionare anche tutti i segnali, cioè è follia questa cosa. Ok, un'altra belt cluster, eccolo qua. Eccolo qui, sì, grazie capitano per aver confermato questa cosa. Sì, i tasti sono davvero tanti, però dai, alla fine sono abbastanza configurabili. Altra belt cluster, ok? E questa operazione sappiate che dovete farla praticamente per ogni, per ogni sistema che andate a visitare. Non è questo. Vediamo se magari sono i segnali quelli un po' più distanti. No, no. E allora sono quelli più vicini. Infatti, eccoli qua. Un'altra degraded emission. Cioè, già è una rogna fare questa cosa di suo. Più devo scansionare anche le egg. Cioè, ma è follia, ragazzi. Allora, io capisco gli stellar bodies, tutto quello che vuoi, va bene, quello può anche starci. Ok, non diciamo niente perché quelli possono starci. Ok, giusto per... Ma le degraded mission, i belt cluster, cioè no, non ce n'è, no, no, non ce n'è. Scusate sinceramente, ma a me, non so voi, ma questa cosa non piace proprio per niente. Allora, come vediamo, questa non riusciamo a scansionarla, forse un po' più distante. No, deve essere questa. Ok. Nel momento in cui avete dubbi, sappiate che avete sempre una guida qui dentro che vi spiega come fare le cose. Ok. Allora, vediamo qui invece... Ah, nel frattempo questa cosa mi è sparita. Eravamo qui vicini. Eccolo qui. No. Eccolo qui. Eccolo qui. E quindi abbiamo un altro secondo livello di zoom da affrontare. Vediamo questo segnale che sembra un po' più forte. Eccolo qui. E via. Ok, bello tutto quello che volete perché effettivamente è interessante questa cosa. Ok, non è male. Quindi ci basiamo sui segnali che identifichiamo dallo scanner. E noi praticamente per scansionare un unico sistema dobbiamo fare questa operazione a morte, una per ogni oggetto, per ogni corpo celeste. Qui ce ne sono ben 23 e quindi se voglio fare la full scan del sistema dovrò ripetere questa operazione per ben 23 maledette volte. Eccolo qui. Quindi eccolo qui, cioè, non lo so, non lo so, ditemi voi un po' cosa ne pensate, io trovo questa cosa, come dicevo anche nello stream precedente, ufficio complicazioni affari semplici. Ok, via uno. Ok, i reward di esplorazione sono stati aumentati, vedevo che mi domandate.
e sappiate che sono stati aumentati i reward di esplorazione. Ok, quindi, infatti, come dicevo prima, dedicate queste 4 settimane a esplorare tutto quello che potete con il vecchio sistema. Mettetevi in saccoccia tutto quello che potete di dati, state attenti a non farvi schioppare ed esplodere, perché? 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 Perché sinceramente ho visto che i costi, le ricompense delle esplorazioni sono molto molto buoni. Io ho già più di 1 milione di crediti in esplorazione solo per aver fatto il giro a Sinuefe con i Guardian, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi sappiatelo. Adesso ci spostiamo un attimo la telecamera su un altro punto. Andiamo a vedere se riusciamo a trovare qualcos'altro. Cioè, ne abbiamo in questo frangente, ne abbiamo scansionati 9 di corpi celesti. E ce ne sono altri. Ne abbiamo altri 14 da fare. Quindi, sinceramente, sì, trovo questa cosa interessante. Le prime volte può essere anche carina da fare. Ma da un altro punto di vista, come tutto all'interno di Elite negli ultimi anni, è diventato frustrante, noioso, ripetitivo, inutile e stupido, perché sinceramente trovo questa cosa estremamente stupida. Non mi piace, ve lo dico già, e non mi piacerà mai questa cosa che hanno fatto. Capisco la necessità di rendere appunto la scansione dei pianeti un po' più interessante, ma secondo me ci sono milioni di modi migliori per farla. Allora, eccolo qua, e invece, come appunto Professor Gaming ci fa notare, una cosa che avrebbero dovuto fare invece che perdere tempo su questa modalità di scansione dei corpi celesti, le orbite dei pianeti nella System Map. No, non ci sono, sappiate, non ci sono ancora. Come potete vedere, ci sono solo le distanze. Quindi se voi dovete fare un giro all'interno di un sistema per capire vado prima qui, poi lì, poi di qua, poi di là, non potete farvi dei waypoint all'interno del sistema perché non avete le orbite dei pianeti, avete sempre e solo le distanze. Perché magari questo può essere qua, questo può essere qua, questo può essere di qua, per ovviamente le loro orbite, quindi io non saprò mai quale andare a visitare prima o dopo. È pazzesco e folle questa cosa. Quindi niente ragazzi, sappiate, è così e non c'è molto da fare. A questo punto andiamo invece ad esplorare questo nuovo pianeta. Vediamo che il Surface Scanner entra in funzione e comincia a completare la cosa. Ok. Ah, ma quindi le orbite dei pianeti le hanno messe solo su alcuni sistemi? Non so, chiedo a voi perché io sinceramente in questo momento non lo vedo e avrei preferito averlo già su tutta la Galaxy Map. Quindi nel caso datemi una conferma da fuori. Comunque io non lo vedo in questo sistema e sinceramente non capisco perché io devo andare in un sistema specifico quando i dati ci sono e li abbiamo bene tutti. Allora a questo punto vediamo di dare un bel colpo di freno alla nostra nave. Ho visto il Discovery Scanner già partire ed entrare in funzione e quindi devo capire se devo capire una cosa. Ok, andiamo a vedere, infatti non vediamo nessun dato relativo alla composizione, a quello che troveremo sul pianeta, quindi ah, ok, orca boia. Ok, eccolo qui. Sì, effettivamente vedo le orbite, ma non sono relative a tutto il sistema, sono relative al sistema che io ho selezionato. Quindi probabilmente se vado a selezionare la stella e metto Orrery, ok. No. No, 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 no. No, no, no.
No, 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 ragazzi, non ce n'è, non ce n'è, non ci siamo e non ci siamo. Allora, io sono qui, metto qui e mi dà che cosa? Un cerchio con un altro cerchio intorno. A cosa mi serve questa cosa? Vi prego di rispondermi, perché sinceramente a me questa cosa non serve a granché. Allora, qui abbiamo il Glass Giant col punto di arrivo, qui abbiamo, vediamo un attimo, l'altro sistema planetario e qui cominciamo invece a vedere dove siamo noi, un pianeta inesplorato e il pianeta che invece abbiamo tracciato con le sue lune e con le sue cose. Andiamo a zoomare fuori, come vedete questi spariscono e sinceramente no, non ci siamo. Non mi piace, non mi piace assolutamente. Può essere più utile di questa, certo, sì, ma comunque penso ci siano milioni di modi diversi per poter fare questa cosa molto meglio di quello che hanno fatto i dev alla Frontier in questo momento. Comunque andiamo a vedere se riusciamo a fare qualcosa con questo short range scanner. Se no, se avete qualche consiglio e barra suggerimento, fornitemelo, perché sinceramente io a questo punto non so. A parte che mi sono sparite anche le armi. Allora, vediamo un attimo perché... Ok. Di output ne abbiamo ben che a sufficienza. Ok. Non vedo problematiche. Fire groups, modules... E quindi o non le hanno ancora inserite all'interno di questa beta e quindi il Discovery Scan lo faccio sempre con le solite vecchie e odiose modalità, oppure davvero non saprei. Comunque, per rispondere a Matteo, sì, confermo completamente, il grinding violento che c'è dentro questo gioco è qualcosa di osceno e non mi piace assolutamente. Io come le lancio le sondine? Mm. Combat mode, analysis mode. Ok, allora andiamo a vedere un'altra cosa. Detailed surface scan. Toggle front back view, button mode hold, exit mode, ma non abbiamo il bottone. Allora lo mettiamo qua, apply, back to game menu, resume e non succede niente. Qui noi possiamo entrare e uscire, ma qui non succede assolutamente nulla. Allora, tanto visto che siamo qua, facciamo una prova e vediamo. Rocky Icy Wars. No, da qui semplicemente io posso andare a continuare le mie scansioni in giro per il sistema. Quindi tac, quindi tac, ok. No, e non vedo ancora nulla in relazione al discorso della scansione superficiale dei pianeti. Vado a fare un attimo controllo veloce se magari qui abbiamo qualcosa. Magari mi serve un modulo che non avevo a disposizione nel sistema dove mi ero fermato e quindi boh. Ok, perché anche qui, come vedete, non ho nessuna informazione relativa al contenuto di questo pianeta. Ok. Sì, anch'io pensavo questa cosa, che magari c'era
una modalità o qualcosa del genere che mi consentisse di sparare le sonde, ma non vedo nulla né nei fire group. Questo short range composition scanner è l'unica cosa in più che ho, se no un data link scanner, i multicannon e le altre varie cose. Non ho una modalità per fare questa cosa e vediamo qui, short range composition scanner, nothing to scan. Andiamo qui, andiamo al prossimo pianeta. Salutiamo Andromeda, ciao e benvenuto nella live. E come dicevo in precedenza, mi scuso un po' per la qualità, purtroppo oggi devo utilizzare una connessione non così performante come meno performante, diciamo, delle altre volte. E qui, come vedete, ho fatto la scansione. Ok, rilanciamo un altro di scanner. Ragazzi, se riuscite a recuperare nel frattempo qualche info relativa a questa cosa in relazione alle sonde e al loro utilizzo, vi ringrazierei, perché sinceramente non so a questo punto mi viene il dubbio, eccolo qua, mi viene il dubbio che siano state inserite all'interno di questa versione del gioco, della beta. Ok, usciamo. Ok, grazie Andromeda per la conferma. Sto streamando 7:20, però visto che mi dite che si vede bene, dai, meglio così. Continuerò la mia lotta contro coloro che non mi vogliono dare un upload decente, quindi il mio provider di connettività fissa. Allora, ok, mettiamo l'analysis mode on. Qui non parte niente, magari dobbiamo fare così e così. Qui non succede nulla. Continuiamo, visto che ci siamo qui, noto segnali. Questo andiamo a vederlo, degraded emission. Ok, torniamo sul discorso di prima. Perché dovrei fare delle scansioni sulle degraded emission? Questo non lo capirò mai. Ok, già è una rogna scansionare tutti i vari pianeti nuovi. Non capisco perché devo perdere tempo con le degraded emission o a fare i fine tune di questi segnali su 2, 3, 4, 5, n livelli. Guardate qua un altro pianeta, ne abbiamo oltre 23 da trovare e scoprire, figuratevi. Ecco qui, mamma mia che fastidio sta cosa. Vabbè, ok, usciamo da sta modalità qui. Non bastava il tasto backspace per uscire, no, dovevano fare un tasto specifico anche per questa cosa qui. Comunque, vabbè, ogni update trova il tempo che trova. C'è chi piacerà, sinceramente a me no. Vedo che Frontiers si sta purtroppo scimmiando sul complicare le cose molto sotto vari aspetti, senza andare invece a offrire e a fornire qualcosa di veramente bello da fare all'interno del gioco, senza darci la possibilità di avere le nostre astronavi, le nostre megaship, le nostre fazioni, senza avere la possibilità di avere un auction, senza dare uno scopo, per esempio anche al mining. Adesso lo stanno cambiando, ok, ma alla fine cosa cambia? Niente. Io vado a fare mining effettivamente solo perché vado a tirarmi fuori i materiali per le ingegnerizzazioni e praticamente basta, poi mi fermo lì. Quindi non lo so. Allora, mettiamo la modalità analisi, mettiamo la modalità scansione oggetti, scansioniamo questa cosa qua. Come vedete qui siamo sempre tanto quanto punto e a capo, quindi l'unica cosa che possiamo fare qua è continuare a scansionare queste cose qui. Ok, e non ci resta altro da fare. Allora, come dicevo in precedenza, queste 4 settimane che precedono la beta, ragazzi, sfruttatele
per andare a fare esplorazione, perché tutti i dati esplorativi che avete in saccoccia vi saranno super utili per andare a venderli dopo. Fate esplorazione più che potete prima dell'entrata in funzione di questo sistema, se no sarà veramente da spararsi sui maroni, come si suol dire. Questo non è per denigrare il gioco comunque, perché lì ha tutte le sue cose belle, però sinceramente io vedo che, non so, sta prendendo una piega che a me personalmente non piace. Stiamo perdendo un sacco di tempo a fare procedure assolutamente inutili, fastidiose, ripetitive, non divertenti, e invece di poter investire del tempo di sviluppo per consentire ai giocatori di sfruttare al meglio tutta l'avionica di questo gioco, tutta la parte di interazioni che non c'è. Va bene gli squadron, ok, ma manca, e si sente la mancanza proprio di molte cose sinceramente. Questa fase esplorativa e il nuovo sistema di mining non mi piacciono più di tanto. Io allo stato attuale sto ancora cercando di capire come funziona, ok, e la nuova modalità di scansione dei pianeti con le sonde, e dico magari mi manca un modulo, non lo so. Se avete recuperato qualche informazione a riguardo fatemi sapere, perché se no è un disastro. Come vedete qui noi abbiamo delle munizioni nuove, abbiamo delle cose nuove che possiamo costruire, come dicevamo prima, anche dove sono andati a finire large munition, limpet, subsurface displacement munition, ma penso siano relative al mining. I limpet possiamo costruirli, quindi a questo punto non so, magari, dico io, serve un limpet speciale particolare, wake scanner. Vedete, sinceramente non capisco anche una cosa. Abbiamo i fire group settati e configurati, quindi vediamo i pulse laser, un attimo che li togliamo e li disabilitiamo, però non li vedo nel ciclo di scanner, wake scanner. Vabbè, a parte che siamo in super cruise. Ah, che pollo! Ah, che pollo. Aspettate un attimo. Ok. Rallentiamo. Droppiamo. E andiamo a vedere. Eccolo qua. Composition scanner, switch mode. Module cannot be used in this cockpit mode. E non ho messo il tasto. Analysis. Ok, cambiamo il tasto. Andiamo a vedere. Controls, perché dovevo uscire dal allora, questo tasto non gli piace. M applica, back to main menu, no, resume M. Ok, non funziona. Forse siamo troppo distanti. Forse siamo troppo distanti, perché forse questo comp scanner switch mode bla 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 sarà quello che dobbiamo fare qui vicino. Allora, come vi dicevo prima, io non ho provato assolutamente nulla della beta, se no appunto un attimo la parte di scansione. Oh signore, adesso abbiamo anche un ciccio panzo che vuole venirci a fare la pelle. Speriamo che ci lasci in pace. Composition scanner. Siamo ancora troppo distanti. Ok, forse dobbiamo andargli ancora un po' più vicini. Magari vediamo di stare sotto i 10 milioni di metri. 11, 10, 9,
8. Vediamo. Sì, sì, dai, stai buona, nave. Eccolo qui. Che ho la nave che si lamenta. Composition scanner, nothing found. O forse dobbiamo avvicinarci ancora di più. Proviamo, tanto siamo qui per provare. Io, come vi dicevo, la beta la sto provando proprio per la prima volta così live, quindi oh yeah. Ok, ok, professor, grazie, che mi dici che devo restare in Super Cruise, però può essere che sono troppo vicino al pianeta. Dai, FSD, muoviti, muoviti, muoviti. Ok. Oh, eccolo qua. No, mi è sparito il composition scanner. Dov'è finito? Perché se io vado in Super Cruise il composition scanner mi scompare. Vedete? Non c'è più. Non posso entrare nella modalità di scan. E non è che posso fare granché. Avviciniamoci ancora un pochettino di più. Vediamo il pianeta che diventa rosso. Ok. E riproviamoci. Nel caso, vabbè, andrò a informarmi un attimo meglio e vediamo per la prossima. Composition scanner ancora non vuole entrare in funzione. Bella lì, professor. Me lo sto domandando pure io. Allora, quello che io ho notato è però che il Discovery Scanner è partito in automatico. Allora, forse mi manca un modulo. Oppure sono troppo distante? Non lo so. Andiamo in Orbital Flight e vediamo. Ok. Adesso ci mettiamo vicini e vicini. Il composition scanner non sta scansionando niente, a meno che questo composition scanner non serva per gli asteroidi. A meno che non serva per gli asteroidi. Quindi facciamo un salto qui e andiamo a vedere. Ok. Bene, nel frattempo ragazzi, visto che siamo qui e stiamo cercando di capirne qualcosa su queste nuove modalità di Elite, se potete gentilmente buttare un occhio se mi serve un nuovo modulo. Sì, effettivamente sì, professor, dovrò documentarmi un peletto in più. Comunque dicevo, se nel frattempo potete buttare un occhio, perché può essere, e dico può essere, che mi serva un ulteriore modulo con dei limpet da configurare per poter fare quella cosa, perché parliamo sempre di Frontier che richiede sempre un modulo per ogni cosa. Comunque lo scoprirò a breve e lo vedremo magari le prossime volte. Ecco qui e andiamo avanti. Comunque, tornando a noi, parlando un attimo del più e del meno, mi aspettavo un fix, sinceramente molto richiesto e molto atteso, relativo agli FSD. Quindi, più il nostro FSD è grosso e potente, maggiore saranno le velocità e le distanze per i drop e magari la possibilità di avere, che ne so, un FSD booster, non come in termini di jump range, ma in termini proprio di accelerazione e di decelerazione, in modo che
più vado avanti con la nave, più io posso limitare e rimuovere i tempi assurdi di drop all'interno di stazioni e cose varie. Perché? Perché di drop e jump ne facciamo a manetta e sarebbe bello poter limitare dopo un tot di tempo di gioco tutte queste operazioni. Come vedete anche qui solo per allontanarci da quel pianeta stiamo praticamente qui girandoci i pollici, perché non ce n'è. Quindi magari con un FSD di classe più elevata diamo una bella potenza e abbiamo uno sgancio dall'orbita planetaria più veloce, e questa cosa ci giustifica anche la spesa enorme di un FSD boost. Quindi non vedo perché Frontier perde tempo nello sviluppare tutte ste robe tipo la scansione dei pianeti con il telescopio e il segnale, la barretta e cose del genere, quando invece potrebbe dedicare del tempo a sistemare tutti questi tempi morti, il grinding violento e tutte quelle cose lì, darci magari un auction, la possibilità di condividere informazioni, di io compro, tu mi vendi e cose del genere, dare un senso quindi appunto, come dicevo, anche al mining e via discorrendo. Tutto questo sinceramente non lo sto vedendo all'interno di Elite. Questa beta, sì, tante cose belle, tante cose nuove, un po' di interfacce sistemate, ci piace assolutamente come hanno fatto, ma d'altro canto io vedo solo un'ulteriore perdita di tempo, perché alla fine lo scopo ultimo è quello scansionare tutto il sistema, che lo faccio in un modo, che lo faccio nell'altro, arrivo sempre a quella soluzione. L'unica cosa che cambia è il come e il quanto. Quindi il come arrivo alla soluzione adesso vado a scansionare come abbiamo visto prima, il quanto vuol dire 10 volte, 15 volte il tempo che ci mettevo prima lanciando il Discovery Scanner. Quindi a mio avviso da sviluppatore, qui vi parlo proprio io da sviluppatore, se devo inserire una feature, quindi una nuova cosa all'interno del gioco, che è di un gioco X, che non porta nulla a fattore divertimento, ma decuplica i tempi morti all'interno del gioco, piuttosto non la inserisco, piuttosto lascio come fatto prima. Magari non sarà divertente, ma tiro 2 scansioni e ho già fatto tutto, ho ottenuto lo stesso risultato. Non è che devo fare magari delle missioni più difficili, delle cose più intriganti o cose del genere, non devo fare assolutamente nulla di tutto ciò. Quindi questa feature, in relazione appunto anche a tutte queste considerazioni, sinceramente non mi piace. Ecco qui invece dove il Composition Scanner entra in funzione. Non entra in funzione nelle scansioni planetarie, ma nelle scansioni come vedete, degli asteroidi. Sacre bleu, come dicevano gli antichi saggi francesi. Allora, ho messo lo stesso tasto per la Night Vision e per... spero che non mi sparino. Ok, Night Vision on, off. Ecco perché vedevamo tutte quelle robette. Ah, ragazzi, come non detto... Chi è? Un Cobra M4... Master, no. Ecco, ok, ce la siamo cavata e ce ne siamo andati. Ok, sì, effettivamente è il modulo questo qui di scan composizione. Come avete visto lo si utilizza sugli asteroidi, ma sui pianeti non ho visto come farlo utilizzare. Adesso scusate un attimo, vado a impedire gli hatchbreaker limpet, così. Quindi sappiate che per evitare che gli limpet vi spacchino il cargo, basta disabilitare il cargo hatch. L'hull si chiude e nessun hatchbreaker limpet dovrebbe riuscire a sfondarvi il cargo della nave. Comunque, a questo punto ragazzi facciamo una bella cosa, Galaxy Map,
Vediamo di trovare un sistema human con la doppia U. Andiamo sulla mappa. Commodity, chemicals, explosive. Beh, dai, hanno inserito qualcosina alla fine. Però io voglio i modules. Commodity services, civilization, government. Vabbè, facciamo un controllo su economy. Cerchiamo un sistema high tech qua in zona. E andiamo a vedere se magari ci siamo mancati un modulo. Ok, vediamo il più vicino. 63 light years. Ma sì, dai. Andiamo qua, 2 jump e andiamo lì. Ok, perché mi sa che può essere che manchi un modulo. Comunque, andiamo a vedere sto sistema e andiamo a scoprirlo. Dicevo appunto dei moduli perché? Perché in teoria dovremmo averli qua, è tutto bloccato, mi rimane sempre lì così e questo è via. Non è cambiato molto. Comunque, altra cosa che noto, i colori sono un po' più vivaci e brillanti. Come dicevano, il nuovo Lightning System è stato implementato, quindi effettivamente devo dire che a livello grafico i pianeti sono molto molto più belli e piacevoli da visitare. Allora, Analysis Mode, via di scanner, 700.000 tasti per fare la stessa cosa che facevo prima. Se io adesso mi fermassi qua, perderei la vita a scansionare tutto questo sistema. Attacchiamo l'FSD per andare alla nostra prossima destinazione, tanto siamo qua vicini a Shavas e speriamo di capirne un attimino. Ciao Astinius, benvenuto, proprio te cercavo. Stavamo cercando di fare delle scansioni planetarie nella nuova beta, ma mi sa che mi serve un nuovo modulo, quindi se puoi darci qualche informazione a riguardo, so che sei super informato sui funzionamenti e sulle meccaniche di Elite, se puoi darci qualche feedback ti ringrazio. Per il resto nel frattempo abbiamo visto come fare appunto una bella scansione là degli oggetti, degli stellar bodies e quindi così sì. Purtroppo sì, purtroppo sì. Ecco qua. Allora, lock destination, come vediamo possiamo già fare i bookmark direttamente da qui, comodo o non comodo, boh, lo lascio a voi. Che bel sistema, bello giallo giallo che abbiamo trovato. Questo è proprio il nuovo Lightning System inserito dentro. Sì, bene. Ok. Mi dici che mi servono solo il Discovery e il Surface. Perfetto, grazie della dritta. Allora andiamo a vedere, perché io non riesco sinceramente a lanciare le sonde e quella roba lì, quindi non lo so. Lo stavo facendo ma non riuscivo a farlo partire proprio per niente. Allora andiamo a vedere questo pianeta, fortunatamente ne abbiamo uno di vicino vicino e andiamo a scoprire come funziona questa cosa. Andiamo a Shavas 4 Alpha e andiamo a vedere lì cosa c'è. Ok, sì, l'ho già messo nel file group, come puoi vedere, eccolo qua, Discovery Scanner. Allora andiamo a sistemare un attimo i file group nel frattempo. Ok. Via, via, via. Ok, e i file group sono stati sistemati. No, 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 no. Piano, ok. Adesso ho bindato anche il tasto salva loop of shame, finalmente, come avevo detto che avrei fatto. Qui invece mi stavo avvicinando troppo velocemente. Do un colpetto di freno puntando la nave da un'altra parte, premo il tasto anti-loop of shame, che è quello che porta i vostri motori al 75%, e andiamo a avvicinarci al Shavar, bla bla bla. Ok, perfetto. Però io non lo vedo nei file group, cioè ho il D-scanner, il wake scanner, ma no, 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 no. Ma forse si attiva da solo. Ok, ok. Allora puntiamo il pianeta e andiamo quasi a cozzarglici contro.
Porca. Ok, questa è bella, ragazzi. Vorrei capire dove sono finito. Vi è mai successo qualcosa del genere? Io sono un po' basito. Scusate, com'è che scrivono online? WTF did just happen? Mi sono... cioè, guardate la scia, siamo usciti da dentro un pianeta. Non è male sta cosa, eh. Non è male. Non è male. Ok. Ragazzi, io non ho parole. Non so cosa dire. Sì, no, grazie a Dio non sono morto. Sono solo praticamente stato sparato all'interno di un pianeta e ne sono uscito grattando un po' la superficie. Ok. Allora, il Surface Framesheet il Framesheet Wake Scanner non è male. Comunque, come vedete qua, Discovery Scanner, Short Range Composition Scanner, Data Link Scanner e ho tutti gli scanner uno dietro di quell'altro. Ho trovato anche una base planetaria nel frattempo. Eccoci qua. Diamo il benvenuto anche a Commander Anadon. Benvenuto alla live. Giusto per aggiornarti, stiamo testando un po' la beta e sto riscontrando delle problematiche a fare il surface scan di qualche pianeta, ma mi sa che è un po' di incompetenza mia personale e dovrò fare un po' di prove. Vediamo se qui parte, si accende qualcosa. Qui non vedo accendersi nulla. Facciamo dei giri in modo da allontanarci un attimo dalla superficie planetaria. Pian pianino. Ok. Poi appunto, come dicevo, magari siamo ancora in una beta. Ok, usciamo magari dalla modalità di scansione, vediamo se si accende sto coso. Ho anche inserito il tasto per switchare la modalità, ma sinceramente non succede un granché. Ok, proviamo ad azzerare la velocità. Throttle sono a 0. Ok, piazziamoci qui un attimo. Voi lo vedete? Non dovrebbe essere sto Short Range Composition Scanner, che è bindato nel gruppo A, quindi nello stesso gruppo dove io ho il Discovery Scanner, quindi qui. Ok. Ok, allora eccolo qui. Vedete, Composition Scanner si attiva perché dopo potremo scansionare, credo, anche gli asteroidi. Ma mi sa che mi manca qualcosa dentro sta nave, ragazzi. Mi manca qualcosa. Quindi evitiamo di diventare scemi
E via, andiamo a vedere effettivamente cosa manca dentro questa nave. Ho detto, secondo me mi manca un modulo o qualcosa del genere. Riattiviamo il combat mode, tiriamo via i cosi, tanto siamo 405 ls di distanza. E non sono allineato, dai. Ok. Ma ti dirò, il surface scanner mi pareva di averlo. Vado a controllare un attimo i moduli. Frame shift wake scanner, planetary multicanno, cargo hatch, suit canopy, cargo rack, discovery scanner. No, è il discovery scanner. Short range, ma questo devono avermelo aggiunto nella nave. No, effettivamente mi manca qualcosa. Magari mi manca qualcosa. Ok, e infatti mi sembrava anche a me che quel composition scanner servisse per altre cose, per il mining e cose del genere. Come dicevo, sto scoprendo anch'io un po' passo passo le varie cose. Allora, tac, premiamo, come dicevo prima, il tasto anti-loop of death, quello che sia. Cerchiamo di fare veloci. Oh signore, è perché questa cosa, scusate, purtroppo mi sono dimenticato che ho un Ancient Relic in saccoccia. Quindi vediamo se partirà l'ennesima interdizione. E dopo andiamo a vedere cosa succederà. Vabbè, qui sono in beta, quindi mi interessa anche poco scansionare le varie navi. Ok. Ok. Perfetto, ottimo. Grazie Anadon per... eccomi qua, scusate, sono in modalità interdizione. Grazie, dicevo, per la info. Infatti esplorazione sarà uno dei core di tutta la prossima parte di Elite, e quindi preparatevi a gestirla. Come dicevo in precedenza, poi ovviamente una mia personale opinione, come dico sempre, quindi e dopo ognuno ha le sue proprie preferenze. Sinceramente tutta la parte di esplorazione dei pianeti all'interno dei sistemi, ribadisco, non mi piace, non la trovo interessante, è un'inutile perdita di tempo. Poi ovviamente è per come sono abituato e come mi piacerebbe giocare. Dopo ovviamente se va fatta, se bisogna farla, ragazzi, il gioco è questo, è Frontier che decide in base alle ai nostri feedback, però l'ultima parola ce l'hanno loro e sono loro che stanno sviluppando il gioco. Quindi questa è, diciamo, una mia piccola remora a riguardo della nuova modalità di scansione dei pianeti, anche della parte della gestione delle orbite. Ho detto anche lì non è entusiasmante. È bella la nuova parte di mining invece per quello che l'ho vista. Dovrò provarla perché ci sono molte cose da imparare anche lì, e va capito anche qui se questi nuovi improvement saranno delle cose che ci aiutano nella gestione dei tempi morti o se saranno semplicemente delle ulteriori perdite di tempo. E qui di nuovo questo James Keen che vuole venire a farci la pelle per quella piccola Ancient Relic che ho dimenticato in inventario. Andiamo veloci al drop. Eccolo qui, e da qui non ci siamo. Ok, e per confermare, no, Anadon, intendo la parte di scansione degli stellar body, quindi di tutti i corpi stellari con praticamente con quello pseudo, chiamiamolo, con quello pseudo telescopio cui dobbiamo scansionare i segnali e tutta quella parte lì. Quella parte lì non mi piace, boh. Mia cosa personale. Ok, e mining e squadron, gli squadron magari ci mettiamo d'accordo, ce li proviamo un attimo assieme la prossima volta e un po' più avanti, però il mining lo proverò nella prossima live. Nel frattempo andiamo ad atterrare la piattaforma numero 18, andiamo a vedere quel modulo che mi manca, quindi diamo un po' di potenza, sbattiamocene letteralmente delle velocità di avvicinamento, perché dopo ci dicono parole che siamo sempre troppo veloci. Io non ho tempo da perdere, quindi vado ad attraccare il più veloce possibile. No, devo entrare, dai. Ok, enter hangar, starport services e via. Andiamo velocemente all'outfitting della nave. Ok, sì,
ti dirò, anche a me tutto sommato non dispiacciono troppo le modifiche che hanno fatto, però la parte di esplorazione, quella parte lì di scansione degli Stellar Body è davvero davvero troppo complicata, è overcomplicated per il risultato che hai, anche perché non è che magari ho un minigioco dove ce la faccio, non ce la faccio, devo fare, cioè alla fine il risultato lo otteniamo sempre e comunque, si tratta di ottenere lo stesso risultato con una perdita di tempo che è 10 volte superiore. Poi ovviamente questa è la mia opinione. E Astinius, sì, ciao, tranquillo, grazie di essere passato, grazie per le info che ci hai dato e dai, ci vediamo alla prossima. Poi, tornando in discorso, poi come dicevo, sono gusti personali. Allora, core internal, no, ho sbagliato, andiamo sulle optional internal, andiamo a vedere, abbiamo discovery scanner, ma non abbiamo il surface scanner, quindi facciamo un bel transfer del cargo rack. Ecco, una cosa che a me sinceramente ragazzi sarebbe piaciuto avere sulle nuove modifiche è la possibilità di mettere due moduli di classe più bassa all'interno di un modulo di classe più alta, tipo in un modulo di classe 3 mettere uno di classe 2 e uno di classe 1. Lo spazio ce l'abbiamo, perché non possiamo farlo? Adesso devo buttare via un sacco di roba per mettere dei moduli di classe 1 e perdere magari moduli di classe 6, 7, 8, 4, 5, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, vediamo qua, Surface Scanner, vediamolo qua, Detail Surface Scanner, ok, compriamolo, buttiamolo dentro la nave, e che avevamo fatto anche il controllo prima. Ok, eccolo qua, Detail Surface Scanner, effettivamente non l'avevo installato, ragazzi, scusate, mea culpa, erroraccio mio, ed effettivamente eccolo qua, che ci dice subito nei file group dovete mettere questa cosa qua. Quindi ripristiniamo il Discovery Scanner a gruppo numero 1 e il Detail Surface Scanner a 2. Purtroppo ho fatto una gran boiata. Andiamo a lanciarci. Scusate, commetto anch'io i miei errori. Andiamo a vedere qui, quindi ritargetiamo il pianeta e andiamo. Ok, sì, è vero che mi dà la possibilità di evitare di fare le scansioni preliminari senza avvicinarmi ad ogni singolo pianeta, quindi da quel punto di vista ottimizza un po' i tempi, ma d'altro canto per le esplorazioni veloci del sistema continuo a reputare la cosa un po' troppo macchinosa e dispendiosa in termini di tempo, perché dopo, tra l'altro, se voglio andare anche a fare le scansioni a livello superficiale per capire che materiali ci sono su un pianeta di qua e di là, devo comunque andarci vicino, quindi da lì non è che mi cambia più di tanto. Poi ovviamente sono delle considerazioni iniziali, finché non proverò effettivamente all'interno del gioco a farmi un po' le ossa su questa nuova modalità, prendiamo un po' con le pinze queste mie considerazioni, sappiatelo e via. Dopo, ovviamente ragazzi, ognuno ha i suoi gusti, se a voi piace ben venga, vuol dire che Frontier ha fatto un bel lavoro per come piace a voi giocare ai giochi spaziali, quindi questo è quanto. Come dico sempre io, alla fine è sempre una mera questione di gusti. Allora, ripremiamo il tasto anti-loop of death e quindi via. E quindi via, procediamo. Ok. Ok, anche qui sempre solite tempistiche per raggiungere i pianeti, quindi anche da questa qui la vediamo. Mi sa di no, perché io ho fatto delle scansioni prima, i materiali il Discovery Scanner non me li dava, quindi per quello ti dico dovrei provare. Se effettivamente poi riesco a ottenere la lista dei materiali dei pianeti senza dover andare a visitarli uno per uno, allora sì, ben venga, ok, forse riusciamo a ottimizzare un po' le cose, se no no. Allora andiamo a vedere, andiamo sulla system map, facciamo un attimo un esempio, prendiamo questo pianeta che abbiamo scansionato prima, questi li abbiamo già. Andiamo invece a vedere, nel frattempo che ci avviciniamo velocemente sulla galaxy map. Oh signore santissimo, scusate ragazzi, devo fare una cosa, mi sono dimenticato, ok, di fare questa cosa, via, basta, tanto chi se ne frega.
e sono stanco di avere sto pirata che cerca di farmi la pelle per un Ancient Relic del cavolo, che tanto si recuperano a bizzeffe nei sistemi Guardian, non è assolutamente nulla di troppo problematico da fare. Per 13k non sto neanche lì a pormi il problema. Allora. Ok, andiamo a vedere. Surface Scanner, Switch Mode. Ok, siamo sempre in out of range. Vediamo un po' di clipping sul messaggio, perché il Surface Scanner va a piazzarsi sotto la dicitura del pianeta, quindi vediamo già un po' di cose che, vabbè, si presentano un po' male nell'HUD, ma vabbè, dai, magari poi lo sistemeranno più avanti. Qui siamo out of range e dobbiamo avvicinarci, quindi andiamo a completare un attimo questa cosa. E che cavolo. Ok, vediamo di scappare da queste interdizioni. Beh, Elite è anche questo: subire e resistere a queste interdizioni. Possiamo scappare, decidere di combattere o quello che sia. Ok, sinceramente con un ASP con i Dirty... cos'era? Un ASP con i Dirty Drive Tuning è molto manovrabile, quindi rimaniamo là. Ok, torniamo ad avvicinarci a Shavas 4A. Scanner, siamo too fast, quindi siamo in range, ma dobbiamo mettere i motori a zero, quindi vediamo di perdere un po' di velocità. Diamogli un colpo. Porca, forse ho tenuto troppo, perché una dovevo spararla di qua, una di là e una di sotto. Quindi la prima va a cozzare, le altre probe cominciano ad arrivare verso il pianeta, quindi stiamo automaticamente sparando le sonde. Ah, ok, grazie Anadon per la conferma. Beh, guarda, vediamo anche questo, tanto visto che siamo qui in live, stiamo provando varie cose. Allora, le sonde le abbiamo sparate alla mappatura fino al 76% della superficie di questo pianeta, quindi una era qua, una era là, una era là. Questa qua proviamo a sparargliela di qua e vediamo cosa ne viene fuori. Pensavo io nella mia testa se queste probe poi si ricarichino in automatico o vadano ricaricate. Ok, qui cosa ci manca per la scansione completa del pianeta? Boh, una l'abbiamo sparata là, una sparata qua. Vabbè, spariamone una di qua. E vediamo. Oh, ok, e abbiamo completato la surface scan di questo pianeta. Ah, ok, sono infinite. Professor, sì, assolutamente. Signor Sulu, velocità warp, come si suol dire. Allora, facciamo una cosa. Ok, spostiamo il muso della nave dal cozzare contro il pianeta. Andiamo a vedere cosa abbiamo scoperto. Ok. Andiamo a vedere la mappa superficiale del pianeta, visto che l'abbiamo appena scansionato. Cosa troviamo? Ah, ok, grazie a Anadon andremo a vedere anche per quello, perché infatti hanno inserito tanti tasti nuovi e vanno un attimo scoperti. Allora, vediamo cosa troviamo qua. Dazzling Horizon, Green Base, questa l'avevamo scoperta anche già prima, Jennifer Beacon, boh, e non vediamo nulla di nuovo. Allora, vediamo qui, ma magari è perché non c'è niente di interessante su questo sasso, ma boh. Comunque, alla fine abbiamo anche visto come fare la scansione con tutte le sondine delle superfici planetarie. Ok. Andiamo a vedere qua. Qua, tac.
Eccolo qui, come vedete torniamo alla surface map, torniamo indietro e da qui andiamo a vedere se troviamo qualcosa di interessante, tipo queste o altre cose sparate sul pianeta. Quindi andiamo ad avvicinarci un attimino, andiamo in navigazione orbitale. Ok. Assolutamente, assolutamente. I sassi dei Caraibi si muovono. Ok, nel frattempo vediamo delle cose sullo sfondo. Qui vediamo che abbiamo qualcosa sull'HUD che ci dà qualche informazione aggiuntiva. 6 segnali detected, 6 segnali umani. Quindi eccoli qua, come vediamo sulle info del pianeta, abbiamo identificato 6 segnali umani sulla superficie di questo pianeta. No, non voglio le conflict zone. Ok. Eccolo qui. Visto che ci siamo, andiamo ad attivare anche la Night Vision, che così la proviamo, visto che siamo qua. Tac. E che ci può dare sempre una mano nel momento in cui siamo nel lato oscuro del pianeta. Quindi, esatto, eccola qui. Visto che ci siamo, Night Vision abilitata. La vediamo perché abbiamo, vedete, quella superficie leggermente azzurrina, qui la vediamo sui motori della nave, dopo lo vedremo poi proprio a livello della superficie del pianeta. Come vedete lo scanner adesso è in funzione, ci stiamo avvicinando in gliding direttamente sulla surface del pianeta. Ovviamente non ha un raggio infinito la Night Vision, ok, però è utile perché può darci un riferimento nelle distanze per l'avvicinamento, soprattutto quando siamo nella parte oscura dei pianeti, quindi il discorso lì è quello. Motori a tutta manella, andiamo ad avvicinarci a random proprio così, giusto perché visto che tanto siamo qui. Ok, evitiamo di fare la boiata tipo l'altra volta, che mi sono sparato a 500.000 km orari sulla superficie del pianeta, momenti esplodevo, mi è rimasto l'hull della nave all'1% e quindi evitiamo di rifare lo stesso errore. 1 chilometro circa di altitudine sulla superficie di questo sasso, tiriamo fuori il landing gear, andiamo a dare un colpetto di freno, atterriamo sulla superficie planetaria e andiamo a completare questa diretta. 1 ora e 27, mamma mia ragazzi, davvero un tanto tempo e quindi così. Grazie per avermi seguito, avrei voluto fare alcune cose un po' più velocemente, però ahimè ho provato tante cose proprio ex novo così insieme a voi praticamente, quindi anche negli errori poi si impara. Io sono di questa idea, ogni errore serve a noi per imparare qualcosa di nuovo. Quindi abbiamo imparato e visto come fare tutta la nuova parte di scansione, di esplorazione, quindi tutta la scansione dei sistemi dove andiamo a giocare. Quindi ecco qui, come vedete la Night Vision è ancora attiva. Ok, quindi la possiamo vedere e utilizzare anche con il rover. Guardiamoci la nostra nave da di qua, sempre se riesco a fermare il rover da qui, perfetto. Eccola qui, questa è la nostra nave con la Night Vision. Facciamo un bello screenshot che utilizzeremo nelle prossime thumbnail del canale e andiamo al tasto 4, quindi andiamo a vedere anche nell'SRV Night Vision on e off. Ok, quindi io adesso spengo la Night Vision dell'SRV e ho ancora quella della nave accesa, quindi probabilmente devo andare magari distante dalla nave, quindi fuori range della nave perché la Night Vision della nave si spenga, oppure appunto come dicevamo è un bug, non lo so. Adesso stiamo a vedere, guardate, do i motori a tutta manella, ma vedo che il range della Night Vision non si ferma, quindi no. Può essere che sia un buggino nella gestione della Night Vision tra l'SRV e la nostra nave.
come vediamo lì. Eccoci qua, perfetto. Beh, capitano, grazie, però devo dire che non sono effettivamente l'unico, ci sono tanti altri youtuber molto bravi che dedicano anche loro il loro tempo a fare un po' di video e live relative scusate, a Elite Dangerous. Io cerco di fare del mio meglio, vi do le mie impressioni, perché dopo ovviamente dove sono delle mie impressioni vi do semplicemente le mie, quello che ne penso io. Dopo ovviamente dove vedo altre cose può essere che magari discutiamo, magari ce le vediamo anche se non sono io a vedere le cose da un punto di vista sbagliato. E vi dico alla fine così, un po' così, quello che vedo all'interno del gioco. E sì, assolutamente d'accordissimo con Commander Anadon. Night Vision assolutamente d'obbligo nelle zone buie, scure, dove si vede poco, in combattimento dove c'è poca luce, eccetera, eccetera, eccetera. Perché ricordiamoci che, orca, qua, solo l'illuminazione dei fanali non andava bene. Ah, hanno messo un doppio livello di illuminazione, guardate che bello. Luci normali, luci abbaglianti e nessuna luce, quindi anche qui cosetta interessante, nuova scoperta. E vediamo qui. Ah, eccoli qua, quindi abbiamo i gruppi di fuoco anche negli SRV, quindi dual repeater, quindi arma principale, data link scanner, short range composition scanner, come dicevamo prima. L'SRV anche qui ha alcune cosette nuove interessanti, un po' di dati nuovi e nuove interfacce, quindi anche per l'SRV. Un po' di cosette nuove. Beam laser è davvero, sì. Però attenzione che leggevo, quindi questa non è una mia esperienza personale, che un'Anaconda equipaggiata bene possa avere un DPS un po' più alto di una Corvette. Comunque gran nave anche la Corvette, se un giorno riuscirò magari la prenderò. Forse non l'ho notato io, beh, grazie a Anadon che mi diceva che c'era già l'illuminazione a 2 livelli, forse è una cosa che non ho mai notato io prima, e magari premevo, mi bastava quella e dopo andavo a spegnere. Beh, ok, una piccola cosa non notata da me, comunque non importante, perché non è il core di questa diretta. Ricapitolando, riepilogando, alla fine abbiamo visto come fare come gestire tutta la nuova parte di scansioni dei pianeti, degli Stellar Body, a partire dalla nuova modalità del Discovery Scanner, come alla fine riuscire ad utilizzare anche il Surface Scanner, quindi con tutta la nuova parte delle sonde, eccetera eccetera eccetera. Quindi questo è quanto l'abbiamo visto un attimo assieme, e quindi evviva. E sì, grazie Anadon che mi fai presente, ho visto che hanno parlato anche di tutta la nuova parte di illuminazione relativa alle nuove Lightning System, una cosa del genere di Elite. Quindi adesso facciamo una cosa, che riattracchiamo, spegniamo un attimo il Night Vision della nave. Ok, siamo un po' distanti dal boarding point, facciamo veloci e dai, eccoci qua. Ecco, grande professor. Sì, i beam laser sono comunque delle armi molto 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 temibili. Un laser continuo che colpisce ad interim, scalda la nave e fa davvero la sua grande parte di danni. Comunque, external light off on, night vision off, rilanciamo lo Scarab, deploy e via. E quindi sì, niente, come dicevo, nuovo sistema di illuminazione, quindi il gioco risulta un po' più chiaro e illumina in modo diverso tutta la parte di superfici planetarie e dentro le navi, eccetera eccetera eccetera. Eccolo qua. Ok. Ah, perfetto, grazie Anadon del consiglio, quindi sì. Perfetto, ottimo, ti ringrazio, perché è sempre importante appunto condividere queste informazioni. E su PS4 penso che le regolazioni e la calibrazione siano tutte delegate al sistema operativo della PlayStation.
Ok ragazzi, allora, detto ciò, 1 ora e 33, una diretta molto lunga relativa alla beta, quindi la prima parte è fatta sull'esplorazione. Io vi ringrazio tutti per esservi collegati nonostante i miei purtroppo ormai famosi problemi di connettività. Spero di non... spero che il video non sia stato troppo bufferizzato con diciamo una qualità un troppo bassa. Comunque sto veramente cercando di riuscire a fare del mio meglio anche con la connettività. E per il resto, ragazzi, grazie a tutti. Sinceramente ho la gola che è davvero un deserto in questo momento, infatti devo andare assolutamente a reidratarmi con un po' di acqua perché tra un po' se no resto anche afono. Virus 101, vi ringrazio tutti davvero dal profondo del cuore e ci vediamo alla prossima diretta dedicata al mining e eventualmente per la prossima vedo di prepararmi un po' meglio. Quindi bacchettate sulle dita, sulle mie mani perché ovviamente dovevo prepararmi un po' meglio per questa diretta. Recupererò alcune informazioni in più, vedrò di fare dei test in più e nella prossima live vediamo di fare le cose un po' più velocemente, un po' più speditamente, anche perché il nuovo mining sarà un po' problematico, devo recuperarmi il Python e ripartire con quella nave lì. Per il resto, ragazzi, di nuovo, grazie a tutti. Virus 101 in versione afona vi saluta, vi dà un ciao alla prossima e un ormai consueto transmission out.